Padre, del Figlio e del nostro Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gioia e alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Domenica in chiesa siamo 10%, quindi siamo nella media di Gesù, 10% che sono venuti a rendere grazie al Signore. E questo è il mio pensiero personale. Ma a parte le battute, Gesù oggi ci parla delle cose importanti. Ma prima di tutto vorrei essere convinto che voi avete capito di cosa si parla. Allora, prima di tutto, chi erano i leprosi? Lo sa qualcuno di voi? Chi erano i leprosi? Vi lo faranno comunque. Però potrebbero dire, ma ci entrate tutti voi, o mica siete degli invitati? Tutta la Chiesa. Perché lo facciamo durante la messa? Perché venire in Chiesa con questa faccenda? Perché vogliono pubblicamente rendere grazie al Signore. Dice grazie a Gesù, perché grazie a te noi abbiamo resistito a tante situazioni, ma ce l'abbiamo fatta ad essere fedeli l'uno all'altro, ad amarci, onorarci per tutta la vita, fino a questo momento, 50 anni e mezzo secolo, ragazzi. Non è una cosa da poco, Io non volevo regalare a loro quale vicenda hanno passato, ma so che hanno passato dei momenti belli, ma anche dei momenti duri, delle malattie, delle difficoltà. Sono venuti oggi per rendere grazie al Signore. Questo vuol dire che la nostra fede non è solo per ottenere da Gesù qualcosa, non è solo per fermarci all'esterno. Io prego, io vengo in chiesa per ottenere da Gesù qualcosa. Io vengo purificato, è come mettere le mani nella lavatrice o come lavarsi, no? Faccio una doccia e sono purificato. No, Gesù dice è importante. E quel samaritano che era straniero, che non aveva tempio, che non aveva altro, è tornato e si è prostrato davanti a Gesù. Ha detto: Gesù, tu sei il centro della mia vita, tu sei il mio Salvatore. La vera fede è proprio rimettere Gesù al centro della nostra vita. Invitarlo non solo da fuori, da farci dei servizi, da purificarci, da guarirci, da star meglio, ma prenderlo dentro, nel cuore. Dice: tu sei il Signore della mia vita, perché tu mi hai ridato da Gesù. Che noi siamo separati, emarginati, come quelli che andavano in giro e gridavano impuri, no? La legge non lo imponeva, ma alla fine uno ci restava a crederci. E cosa fa Gesù? Il Vangelo ci dice che Gesù disse, non gridò, quindi era
nella situazione del dolore. Però il Vangelo di oggi non ci parla del servizio medico, ma ci parla della nostra fede. Gesù dice: andate. Gli sposi qui davanti all'altare per rinnovare la loro fede, per rinnovare anche le loro promesse del matrimonio.
Carissimi Luciano e Adriana, Sesto e Luciana, ricorrendo il vostro 50° anniversario, il giorno in cui mediante il sacramento del matrimonio congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare i vostri impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la grazia divina vi confermi del santo proposito, vi chiedo ora di rinnovare i vostri impegni battesimali e nuziali. Nella parte che riguarda le promesse di fede risponderemo poi nella parte che riguarda gli sposi sono loro. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Rinunciate al peccato per vivere con i vostri cari nella dignità dei figli di Dio? Volete rinnovare anche davanti alla comunità l'impegno di amore, di dedizione e di fedeltà l'uno all'altro? Volete affidare la vostra vita, i vostri progetti al Signore, confidando nella sua provvidenza e impegnandovi a testimoniare il Vangelo con la vostra vita? Poiché la vita ci ha insegnato a non puntare unicamente sulle nostre capacità e sui nostri propositi, ma sulla grazia che discende da Dio, impongo su di voi i doni del suo Spirito. Dio effonda su di voi la sua benedizione, rinnovi in voi la grazia del sacramento nuziale, vi confermi uniti del suo amore, renda costante il vostro impegno, feconda la vostra testimonianza e porti a compimento l'opera iniziata da voi. Signore, benedici questi anelli nuziali, accresce e santifica la comunione di amore di questi sposi, Luciana, Adriana, Sesto e Luciana, che ricordano il giorno in cui celebrarono il loro matrimonio scambiandosi l'anello nuziale, come segno reciproco di fedeltà, ma che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale per Cristo nostro Signore. Amen. Gli sposi si scambino di nuovo le fede. Ora facciamo la preghiera di benedizione su questi sposi. O Dio che hai innalzato a dignità così grande, indissolubile patto coniugale da renderlo segno sacramentale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Guarda questi sposi, Luciana e Adriana, Sesto e Luciana, uniti nel vincolo santo, che implorano il tuo aiuto per la materna intercessione di Maria, ma che si sostengano vicendevolmente con la forza dell'amore e si impegnino a custodire integra la loro fedeltà, godendo della tua amicizia in ogni difficoltà, del tuo conforto nella prova, e riconoscano in te la fonte e la pienezza della gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Salutatemi. Me lo spieghi o no? Lei se l'ha capita. Capotavola, capotavola, capotavola. Luciano che vuole testimonianza. Fai una bella cosa con la Viviana, la metti sul Facebook. Un'oretta prima della scuola e stavo spiegando il piano cartesiano.
andate a casa. Non si mangia più. Non si mangia più niente. Ce l'ho preso. Scusa, che fai? La pazza, no? Manu, guarda. Guarda, Manu. Stasera guarda, si prova. Bello Lizio. Dai Paolo, smetti! È così no! Sto riprendendo a caso.